Bentornati all'ascolto qui dal Palalido di Valdagno. Buonasera da Fausto Pozzan. Ottava partita della prima giornata dei campionati nazionali hockey pista riservati alla categoria Under 23, la penultima di giornata che sarà chiusa dopo la cerimonia di apertura della sfida tra Hockey Monza e Castiglione, ma quella è una sfida riservata al gruppo A. Qui invece si affrontano due formazioni del gruppo B e per la precisione l'Hockey Correggio e l'Hockey Sarzana. La grafica messa a disposizione dalla regia di Flavio Zattera ci consente di leggere le formazioni. Per quanto riguarda l'Hockey Correggio, i portieri sono Federico Pedroni con il 10 e Sebastiano Severi con il numero 1, i giocatori di movimento Riccardo Gabbi con il 5, Emanuele Pedroni con il 7, Alessio Caroli con il 4, Gabriele Holban con il 3, Tommaso Costiglioni con il 6 e Matteo Holban con il numero 8 e Cesare Simonelli con il numero 2, l'allenatore Edoardo Granel. Completa tenuta bianca per il Correggio Hockey. Per quanto riguarda l'Hockey Sarzana, completa tenuta rossonera sia per quanto riguarda i calzoncini che per quanto riguarda la maglia. I portieri sono Raffaello Ciuppi con il 44 ed Edoardo Stefanucci con il 50. I giocatori di movimento Giampiero Adriani con il 46, Carlo Vanello con il 9, Kevin Farina con il 54, Alessio Lavagetti con il 77, Marcello Manrique con il numero 5, Lorenzo Angeletti con il 24, Mirko Tognacca con il 79, l'allenatore Oscar Vianna. L'incontro è diretto da Alfonso Rago e quindi si completa. Siamo vicini a completare il programma della prima giornata. Queste due formazioni sono ancora a quota zero, hanno perso il loro primo incontro. Il Sarzana con i padroni di casa dell'Hockey Valdagno. Il Correggio è stato sconfitto dal Giovinazzo. Domani mattina il Correggio sfiderà nella seconda partita il Pumas Viareggio, mentre per quanto riguarda il Sarzana affronterà Pumas Viareggio a sua volta nel pomeriggio e poi il Giovinazzo in serata. Vedremo quali saranno le scelte dei rispettivi tecnici. Ci sembra Sarzana orientata a schierare Manrique Tognacca con il 79. La grafica ora ci mostra la classifica parziale. Nel girone A è avanti Breganze con 6 punti, seguito da Castiglione e Viareggio con 3, Monza e Seregno con 0 punti. Per quanto riguarda invece il girone B, perfetta parità: Valdagno, Pumas Viareggio, Giovinazzo e Correggio Hockey. No, con una partita in più. Va bene, questa è la classifica parziale. Pronti a partire intanto, però torniamo in diretta. Dicevamo del quintetto scelto da Oscar Vianna per quanto riguarda il Sarzana. Qui subito la conclusione, la parata di Federico Pedroni. Vediamo qualche istante di pazienza per quanto riguarda i quintetti. Chiediamo scusa a chi ci ascolta da casa. Per quanto riguarda il Correggio abbiamo Matteo Holban con il numero 8, poi il numero 4 Alessio Caroli. Qui c'è subito una ripartenza, attenzione, Matteo Holman ha ricevuto palla diceva da Caroli, poi c'è il numero 5 che è Gabbi. Ma intanto possesso per Sarzana con Lavagetti, Manrique, la conclusione rimpallata dal numero 4 della formazione del Correggio, vale a dire Caroli, Alessio Caroli con il numero 4 e poi c'è il numero 7 che è Emanuele Pedroni. Quindi Emanuele Pedroni, Caroli, Holban e Gabbi. Caroli, Holban, Pedroni e Gabbi per Correggio.
Angeletti, Manrique, Tognacca e Lavagetti per Sarzana tra i pali. Ciuppi recupera palla per i propri colori. Pedroni subito per il gol, l'assist per Gabbi di Pedroni e dopo poco più di un minuto e mezzo passa in vantaggio Correggio. Ottima iniziativa in ripartenza, ottimamente finalizzata dal numero 5 Gabbi. L'assist di Pedroni ci sembra, sì, ha battuto sul secondo palo, accompagnata rapida, un tiro rapido, immediato di Gabbi. E allora Correggio sblocca il risultato. Subito la reazione di Sarzana con un tiro da lontano di Angeletti a cercare la deviazione di Manrique. Dietro la porta si è ben disimpegnato Tognacca, non ha trovato però la conclusione agevole. Qui la palla vagante, ci va ancora Gabbi, l'autore della prima rete. La conclusione di Pedroni risponde presente. Ciuppi, il portiere di Sarzana, ancora Caroli, all'indietro per Pedroni, Manuele Pedroni, Federico il portiere, Gabbi. Correggio in questo momento cerca di mantenere un po' più a lungo il possesso palla. Qui c'è il fallo di squadra commesso dalla difesa di Sarzana e allora la conclusione di Caroli, la parata di Ciuppi, predominio nel possesso palla di Correggio in questo inizio di gara. Holban, la palla che viene in area, Pedroni cerca di trovare magari di premiare l'inserimento di Holban, però si mette in proprio il numero 7, capabile della sua azione. Loro raddoppiano, alla fine Angeletti si vede assegnare un fallo di squadra, la formazione rossonera. La conclusione di Lavagetti imprecisa e allora una nuova trama che viene orchestrata da Caroli con il numero 4, che ha giocato anche spesso in A2 quest'anno. Il Correggio con questa squadra ha disputato, con molti elementi di questa squadra, ha disputato il campionato di Serie 2, le finali per la promozione tra la Serie B e la Serie 2 e adesso questo campionato Under 23. Si mette in proprio Matteo Holban, lo fermano i giocatori di Sarzana, che riparte con Angeletti sul numero 24, ma subito rientrano rapidamente i giocatori di Edward Granella a vanificare il tentativo di ripartenza di Sarzana. Qui la conclusione è ribattuta, ottima tenuta difensiva della formazione in completa tenuta bianca emiliana, quindi dalla zona 3. Attenzione, un altro inserimento pregevole dell'autore della rete che sta sin qui orientando l'incontro a favore di Correggio, vale a dire Gabbi. Qui un gioco a due tentato dalla coppia Manrique-Tognacca. Siamo dall'altra parte, continui capovolgimenti di fronte, ritmo quindi discretamente alto. Pedroni, ancora Caroli, pressato alto da Angeletti, che conquista un possesso perché Correggio non ha superato la propria metà pista nei secondi assegnati dal regolamento, che possono essere 10 o 5 a seconda se in inizio azione su una palla che torna indietro. Ancora possesso palla per Sarzana, all'indietro per Lavagetti, sotto Sarzana per 1-0. La rete l'ha messa a segno Gabbi dopo poco meno di un minuto e mezzo. Si riparte, Angeletti in possesso, in tentativo di premiare un compagno al centro dell'area, poi dall'altra parte con Matteo Holban, lo raddoppiano. Manrique, azione insistita del numero 5 rossonero, che mantiene il possesso palla nonostante il tentativo di contrastarlo dei difensori di Correggio. Alla fine un suo tentativo di alza e schiaccia del tutto velleitario
E allora Caroli dall'altra parte, la conclusione di Caroli, la palla che stava pervenendo all'autore della rete, Gabbia. Il direttore di gara a richiamare il servizio di cronometro, forse qualche problema tecnico. Pari di squadra, 2 commessi da Correggio, 1 commesso da Sarzana, almeno questo ci sembra. Si riparte, possesso palla Pedroni per Manuele Pedroni per Sarzana. Caroli la conclusione, colpisce non so se un compagno o un avversario, ma comunque si riparte con il possesso per Sarzana. Sono trascorsi quasi 6 minuti dall'inizio della partita, qui le serie di trottole di Angeletti, ma alla fine rinviene su di lui Matteo Olban, si possessa della sfera a sua volta con una trottola, e qui c'è un problema per l'autore della rete Gabbi che si accascia al suolo. Ferma il gioco il signor Alfonso Rago per sincerarsi delle sue condizioni. Tutto è pronto per ripartire. Si riparte allora. Ancora sfera in possesso della formazione emiliana che è avanti 1-0. Gabbi, l'autore del gol che sin qui sta orientando l'incontro. Holman, la conclusione da lontano, ribattuta, riparte Tognacca, l'assist e il gol. Bella ripartenza, quasi 2 gol fotocopia, 2 ripartenze. Nel primo caso c'è stato lo stop e l'ingresso in area di Gabbi, nel secondo caso invece un tiro di prima intenzione che la regia di Filippo Zattera ci ha messo a disposizione, e quindi perfetta parità. Rivediamo la ripartenza, l'assist di Tognacca e il gol messo a segno dalla formazione rossonera con il numero, vediamo un po', saremo più precisi da qualche istante nel dettaglio, per il dettaglio di chi ha messo a segno il gol del pareggio. Ci sembra Lavagetti comunque. 1-1. Dopo il time out torniamo in cronaca, ristabilita la parità allora. Al gol iniziale messo a segno da Gabbi, ha pareggiato Lavagetti per Sarzana. Qui c'è un fallo c'è un fallo tecnico, non di squadra. Attenzione, qui la palla vagante, riparte Angeletti, alza e schiaccia, la conclusione alta, e allora però un'altra opportunità per Sarzana con Mauriche. Siamo a metà pista, lo scambio con Angeletti, ancora Lavagetti in possesso, 1 contro 1 con Pedroni, nessun cambio sin qui per entrambe le formazioni, ci sembra. Soddisfatti evidentemente i rispettivi tecnici del rendimento delle formazioni in campo. Possesso di palla Alessio Lavagetti, autore del gol del pareggio. Qui la conclusione di Mariche si distende sulla propria destra, un palo colpito da Sarzana. C'era stata in precedenza la parata di Pedroni. Sta salendo di tono il rendimento offensivo della formazione rossonera, ha allentato un po' l'intensità difensiva. Correggio, sta approfittando Sarzana che, attenzione qui, l'hai vista, il primo cartellino blu decretato dal signor Alfonso Rago ai danni di Caroli. Alessio Caroli quindi in panca puniti per 2 minuti, salvo
Lui rimane 2 minuti comunque in panca puniti, scusate. Se Sardana trasformerà il conseguente tiro libero, si ristabilirà la parità numerica tra i giocatori in pista. Diversamente Sardana avrà 2 minuti di power play. Vediamo gli ultimi adempimenti prima di dare il via al tentativo di trasformazione. Parte Tognacca, l'alza schiaccia e gol dopo la prima parata di Pedroni. È stato lesto Tognacca a ribadire in gol in tap-in, e allora Lavaggetti e Sarzana stanno orientando il match dalle parti di appunto della formazione rossonera del presidente Maurizio Corona. Per il Correggio aveva segnato il vantaggio il numero 5 Gabbi. Torniamo in cronaca. Tognacca, auto che ha trasformato tiro libero diretto. Qui c'è qualche scintilla tra Pedroni e Angeletti. Mauric intanto aveva ricevuto, ma il direttore di gara fa ripartire. C'è stata una sostituzione nelle file di Sardana nel frattempo, è entrato il numero 46 Andreani. Quindi Sardana in pista con Andreani, Tognacca, Angeletti e Mauric. C'è stata anche una sostituzione conseguenza anche dell'espulsione temporanea, è entrato il numero 6 nelle file di Correggio, esattamente Castiglioni, Tommaso Castiglioni. Qui però c'è una palla vagante conquistata da Tognacca che ha un cattivo controllo proprio nel momento del suo ingresso in area. Trascorsi 9 minuti ormai dall'inizio del match, avanti Sardana. Manrique ha tentato un alza e schiaccia, riconquista palla per i propri colori Pedroni, se ne va Pedroni, la conclusione trova i pattini di Andreani. E allora siamo dall'altra parte con Angeletti, le squadre si stanno allungando, la conclusione, il gol di Angeletti. Qualche falla di troppo nel meccanismo difensivo di Correggio, ne approfitta Sardana che va sul 3-1. Quindi Angeletti si iscrive al tabellino marcatori. Eccolo qua, il numero 24, un bel tiro di rovescio, ma non ottima la disposizione difensiva. Non sarà sicuramente contento Edoardo Granella nelle fila emiliane, l'allenatore della formazione del Correggio, che lo ricordiamo per quanto riguarda la prima squadra, intanto c'è un tiro da lontano di Castiglioni, ha disputato la finale promozione per la Serie 1 valevole per il girone A, dove era arrivata seconda, perdendo contro Braganze, ma disputando comunque un'ottima fase di playoff, eliminando al primo turno Scandiano in un bel derby. Poi c'è stata la partecipazione alle finali per la promozione in A2 e adesso queste finali Under 23 di Valdagno. Correggio che ha perso contro Giovinazzo il primo incontro e adesso sta fronteggiando Sarzana. Si è allungata nella sua disposizione tattica la formazione rossonera. Questo schema era stato utilizzato anche nella partita precedente contro il Valdagno e aveva fruttato peraltro il momentaneo pareggio. Un vertice basso all'interno della propria metacampo, due laterali all'altezza delle sponde e una punta a deviare magari le conclusioni da lontano. Questa era la disposizione tattica proposta dalla squadra di Oscar Viana, che è avanti 2-1 nel punteggio quando mancano 9 minuti al termine della prima frazione di gioco di questa ottava partita del programma della prima giornata di queste finali nazionali Under 23, qui dal Paralido di Valdagno in diretta. Le telecamere della piattaforma digitale Hockey Pista Fisra TV
E qui c'è un perfetto assist per Tognacca, gioca bene Sarzana. Troppo larghe le maglie difensive di Correggio, che forse guardano troppo la palla e meno l'uomo. Sono cose magari da rifinire in sede di allenamento, ma tant'è. 4-1 Sarzana. Sta dilagando la formazione ligure. Che a meno di 9 minuti dal termine della prima frazione di gioco conduce appunto per 4-1. Era andata avanti la formazione emiliana con Gabbi, ma poi c'è stato il ritorno di Sarzana approfittando di qualche disattenzione difensiva di troppo, e allora abbiamo avuto la doppietta di Tognacca, di Mirko Tognacca, le reti di Angeletti e Lavagetti. 4-1 per Sarzana. Un momentaneo pareggio di Lavagetti e poi Tognacca che aveva allungato Angeletti per il 3-1 parziale. E qui poi la doppietta di Tognacca con Correggio, che sicuramente in questo time out avrà probabilmente riflettuto sulla sua fase difensiva, che ci è parsa nella circostanza alquanto difettosa. Correggio domani giocherà contro Pumas Viareggio, il secondo incontro del programma di domani venerdì 6 giugno. Sarzana invece giocherà nel pomeriggio contro il Pumas Viareggio alle 16:30 e alle 21 contro la FP Giovinazzo. Torniamo in diretta. Possesso per Sarzana, che è in possesso anche della partita. Non ce ne vorranno gli amici emiliani, ma tant'è. È entrato intanto Matteo Olban nelle fila del Correggio. Caroli in possesso. Castiglioni riceve dal compagno Pedroni, numero 7. Ancora Castiglioni dietro la porta, cerca un passaggio all'indietro, la palla esce. Sarà ancora possesso per la formazione emiliana in completa tenuta bianca, la BDL Minimotor Correggio. Riceve Matteo Olban, la conclusione di Pedroni, attento sul suo palo Raffaello Ciupi. Perde palla ora Vanello, che è entrato nelle file di Sarzana. Olban ripiegano rapidamente i giocatori allenati da Oscar Viana, che apprezzerà sicuramente lo sforzo, l'attenzione difensiva, senza la quale in questo sport si fa pochissima strada. Recupera palla Andreani per la formazione rossonera ligure, che è in vantaggio per 4-1. Angeletti all'indietro per Andreani, le finte, il tiro fuori misura. Dall'altra parte Pedroni, ottima la giocata difensiva di Mauriche, che se ne va dall'altra parte. Il tiro, bravo il portiere Pedroni sul tiro a incrociare, il secondo palo a mezza altezza, rapido di gambale e anche di guanto. Caroli a proporre una nuova iniziativa, si appoggia su Castiglioni. Siamo per linee perimetrali, tenta di mettersi in proprio Matteo Olban, ma va a scontrarsi contro il muro della difesa rossonera ligure. E qui c'è Lavagetti che cade, non ravvisa irregolarità il signor Rago, fa giocare Olban. Caroli all'indietro, recupera molto bene Mariche, il lancio per Angeletti e il tentativo di assist per il numero 9 Vanello. Si disimpegna molto bene il portiere Pedroni, non è soddisfatto sicuramente Eduard Granel del rendimento dei suoi, soprattutto nelle fasi dei ripiegamenti difensivi, perché Correggio concede troppe conclusioni permesse a Sarzana, troppe ripartenze. Forse la squadra è un po' stanca. 6 o 7 partite in 4 giorni sono sicuramente un impegno anche dal punto di vista fisico per entrambe le formazioni in pista. Questa è la seconda fatica di giornata.
Un cambio intanto nelle file di Sarzana. Che ha inserito il suo numero, vediamo. No, Vanello, Lavagetti, Tognacca e Angeletti. Questo è il quartetto di movimento di Sarzana. Ancora Caroli in possesso. Pedroni, numero 7. Federico è il portiere. Manuele è il giocatore di movimento. Adesso inquadrato. All'indietro per Castiglioni. Il cronometro del Palalido è fermo. Se ne accorge la regia. È bene che se ne accorgano anche al tavolo, così è. Torniamo in diretta a seguire il gioco. Il cronometro devono seguire gli addetti. Qui c'è un tiro deviato da Lavagetti, che ha segnato il primo gol per Sarzana. Il gol del momentaneo pareggio. Poi c'è stato un monologo rossonero ligure, che adesso con la formazione del Sarzana che opera un cambio, entra il numero 54 Farina. Riparte Correggio con Castiglioni, cerca di sorprendere sul secondo palo, raso terra Ciuppi, ma non inquadra la porta. E allora un'altra opportunità per Sarzana, a meno ormai 5 minuti dal termine. Ancora il rombo offensivo con il vertice basso quasi al limite dell'area. La palla lunga a premiare lo spunto di Tognacca nei pressi dell'area avversaria, anzi dietro la porta. Riviene su di lui Caroli, ha alzato un po' l'attenzione difensiva a Correggio. Deve farlo se vuole provare a rientrare in partita, assolutamente. Entra il numero 2 per quanto riguarda la formazione emiliana. Si tratta di Cesare Simonelli. Ancora Olban Matteo, numero 8. Qui cerca di disimpegnarsi, non riesce ad inquadrare la porta nel suo spunto. Qui Tognacca, ottimo il dribbling passando la palla dietro la schiena. La finta di tiro di Tognacca, Vanello non trova la porta, ma ottimo l'azione della formazione ligure. Il rientro rapido dei giocatori di Oscar Vianna, che abbiamo sentito urlare tornare ovviamente. Vanello recupera palla per i suoi, può anche rallentare magari l'incedere della formazione ligure, che è avanti di 3 reti a meno di 4 minuti dal termine di della prima frazione di gioco di questa ottava gara, da questa mani alle 9. Tutti gli incontri in diretta sulla piattaforma digitale di Hockey Pista Fiesole TV. Attenzione, Manuele Pedroni perde palla, Farina recupera, poi però caparbia l'azione di Pedroni. Fasi un po' confuse, alla fine metti tutti d'accordo Lavagetti, propone una nuova trama per i propri colori, va all'indietro, il tentativo di servire Tognacca da parte di Farina, con Vianna che si spiega con Tognacca, scusate, che si era lamentato del passaggio del compagno. Alle viste un altro cambio, le finte di tiro di Caroli davanti alla porta. Simonelli, tentativo di tiro a botta sicura di Pedroni, ma non inquadra la porta. Ciuppi era coperto, era una buona opportunità per Correggio. Meno di 3 minuti al termine della prima frazione di gioco. Esce Lavagetti, rientra Mariche al suo posto. Tognacca, ancora Tognacca in possesso, si muove il compagno dietro la porta, è il numero 9 Vanello, buono il movimento, trova sempre soluzioni di passaggio la formazione rossonera ligure. Mariche, Vanello dietro la porta, scadono i 45 secondi, sarà possesso per Correggio, meno di 2 minuti al termine della prima frazione di gioco. Avanti Sarzana 4-1, doppietta di Tognacca, reti di Lavagetti e Angeletti. Per Correggio aveva segnato Gabbi, portando in vantaggio la formazione emiliana.
Matteo Olban che va a subire il fallo di squadra. È il secondo commesso da Sarzana, 4 commessi da Correggio. Subito si gioca. Pedroni la conclusione, attento Raffaello Ciuppi. Cresciuto e allenato con Riccardo Gnata, niente meno. E sta dimostrando tutte le sue qualità. Pronti a ripartire. Pedroni. Ottimo lo spunto di Pedroni, il tiro Sibra di non molto lontano dalla traversa di Raffaele Ciuppi. Siamo dall'altra parte con il numero 54 Farina. 1 minuto e 25 ormai al termine della prima frazione di gioco. Sarzana padrona di questa partita. Sin qui Banello si mette in proprio, Mancino, buono il suo spunto, ha trovato un appoggio all'indietro su Tognacca, sostegno alla sua azione, si parte, ottimo lo spunto per Pedroni, sfortunato perché la palla ha colpito la traversa, non è entrata. Non ci sembra che la palla sia entrata nonostante le proteste di Correggio. Sicuramente ha colpito la traversa. Sfortunata Correggio perché la palla avrebbe potuto trovare la deviazione della schiena di Raffaello Ciuppi, ma così non è stato. Vedremo se la regia di Filippo Zattera ci consentirà. No, non è stata un'azione troppo rapida. Non siamo riusciti a vedere. Qui c'è un cartellino giallo sventolato a Pedroni. Certo, sarebbe opportuno e auspicabile rivedere, ma è stata un'azione troppo veloce. La sensazione è che la palla non sia entrata, però capiamo lo stato d'animo della panchina di Correggio, anche perché questo sarebbe stato un gol che avrebbe riaperto dal loro punto di vista la partita. Non ci sembra sia entrata, però sarebbe stato utile rivedere il particolare. Si fa un parlare di tecnologia da applicare, magari un sensore tra le porte sarebbe sicuramente utile. Forse è troppo costoso ipotizzarlo per dissipare questi dubbi. Non abbiamo avuto la sensazione netta che la palla fosse entrata, ma capiamo assolutamente lo stato d'animo e le proteste peraltro contenute di Correggio. Tognacca dall'altra parte, un tentativo di trovare Matteo Farina. Attenzione qui, un tentativo di colpo al volo di Manrique. Dall'altra parte Banello, ancora fasi confuse, mette tutti d'accordo Pedroni che va a trovare Olban, la conclusione di Olban, i gambali di Raffaello Ciuppi a dire di no. Siamo ormai a 20 secondi dal termine della prima frazione di gioco, avanti Sarzana per 4-1. Lo spunto adesso di Matteo Olban, non riesce a controllare la palla e allora Tognacca mette tutti d'accordo e verosimilmente farà terminare il primo tempo. No, mette palla dietro porta, ingaggio a 2. Da regolamento non può fare altro il signor Alfonso Rago, ma crediamo che dopo questo ingaggio terminerà il primo tempo. Così è in questo istante. A risentirci tra una decina di minuti scarsi per questo secondo tempo di Sarzana Correggio, avanti i liguri per 4-1. A più tardi qui dal Palalido di Valdagno da Fausto Pozzani.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palalido di Valdagno. Con la regia abbiamo cercato di inquadrare il momento topico, ma non ci siamo ancora riusciti, chiediamo scusa. Delle proteste di Correggio per una situazione nel finale del primo tempo, la palla che ha colpito sicuramente il palo e poi ha danzato pericolosamente dietro la schiena di Raffaello Ciupi. Le proteste dei giocatori della panchina di Correggio che pensava che la palla fosse entrata. La sensazione che non lo fosse ce l'ho avuta, ma vorrei veramente rivederla e capisco assolutamente i rilievi e le osservazioni, peraltro formulate in maniera assolutamente rispettosa dalla panchina emiliana. Fatto sta che il primo tempo si è concluso con il Correggio sotto di 3 reti, era andato in vantaggio con Gabbi, la formazione allenata da Edoardo Granella, ma poi c'è stato il ritorno imperioso di Sarzana che con la doppietta di Tognacca e le reti di Lavagetti e Angeletti si è portata sul 4-1 e quindi inizierà il secondo tempo con 3 reti di vantaggio, stretta attorno al suo portiere Raffaello Ciupi, ai suoi giocatori di movimento Tognacca, Angeletti, Lavagetti e Manrique. Questo è lo starting 5 scelto da Oscar Vianna, che ha iniziato anche così la partita. Vediamo le scelte invece di Edoardo Granel, che si affida a Gabbi, l'autore della prima rete, poi Matteo Olban, Manuele Pedroni e ci sembra Alessio Caroli. Federico Pedroni dei pali, si riparte, possesso per la formazione emiliana con Caroli, retropassaggio, verosimilmente ci sarà il fallo di 5 secondi. Così è, lo decreta il direttore di gara Alfonso Rago. Riprende a tessere la sua tela la formazione ligure, che è avanti per 4-1 con il suo vertice basso, uno schema che ha dato i suoi frutti sia in questa che nella precedente partita contro i padroni di casa del Valdagno, che peraltro hanno vinto il loro incontro per 6-2, regalando anche spettacolo qui al Palalido. Ma Sarzana con questo schema, vertice basso, tiro, deviazione ad avvicinati Tognacca, era andata sull'1-1. In questa partita trova un appoggio per ogni volta che inizia la propria manovra, un sostegno al portatore di palla con questo schema, contro cui la formazione emiliana non ha ancora trovato adeguate contromisure, ma la cosa più importante per Correggio è probabilmente quello di aumentare l'intensità difensiva, perché ha avuto un crollo preoccupante nel primo tempo, qualche disattenzione di troppo ha consentito a Sarzana, che peraltro ha realizzato reti di pregevole fattura, di andare sul 4-1. Ma torniamo in cronaca con Alessio Caroli, la conclusione di Pedroni imprecisa ma era interessante, e qui c'è un rigore per un fallo in area. Il signor Alfonso Rago ha ravvisato un'irregolarità commessa dal numero 77 rossonero Lavagetti, che professa la sua innocenza, ma tant'è, irremovibile, e quindi Pedroni a sfidare Raffaello Ciupi per il possibile 4-2 per riaprire la partita. 18:34 al termine, stiamo a vedere. La parata non c'è stata, c'è stato il gol, e allora 4-2 per Sarzana, colpito in mezzo alle gambe. La parata non c'è stata, ecco, vediamo l'esecuzione, il tiro proprio centrale, ha cercato Pedroni di colpire Raffaello Ciupi e c'è riuscito, e allora 4-2
su rigore trasformato magistralmente dal numero 7. Si riparte con Correggio che è sicuramente rientrata in partita con questo gol. E c'è un altro gol e allora davvero la partita si riapre. 4-3. La regia ha sbagliato, segna il 5-2 per Sarzana, ma non è 4-3 per Sarzana. La doppietta ci sembra di Pedroni e allora ecco qui il gol, il particolare del gol. Una parata intanto di Federico Pedroni con Correggio che sta aumentando le cadenze. Lavagetti che sbroglia una difficile matassa per i propri colori. Ancora Mariche, si libera molto bene di due avversari, entra in area, cercava di trovare Tognacca, non ce l'ha fatta ma di poco. Sì, 4-3 signori e signori. E qui Pedroni a sfidare Ciuppi che gli dice di no. È stato Matteo Olban a mettere a segno la terza rete per Correggio. Reti quindi di Gabbi, Pedroni e Olban. Match totalmente riaperto in meno di un minuto. Il rigore e poi la rete di Olban. Tutto in discussione. Tognacca, la conclusione, il gol di Tognacca. Probabilmente Federico Pedroni non ha visto partire il tiro. Si incitano a vicenda lui e Gabbi, che probabilmente ha nascosto la visuale al compagno. Tiro da lontano di Tognacca, tripletta per lui, ma quel che è più importante, Sarzana che allunga a +2, un più rassicurante 5-3 con Correggio che pericolosamente si era fatta sotto con il rigore di Pedroni e con il gol di Matteo Olban in 30 secondi, dal 18:30 al 18, cioè dopo meno di 7 minuti, e di lì 1 minuto e 10 e poi Tognacca ristabilisce parzialmente le distanze, +2. Sarzana aveva chiuso il primo tempo con 3 reti di vantaggio e adesso allunga di nuovo, ma la partita promette ancora emozioni. La seguiamo con attenzione. Riparte Emanuele Pedroni per Correggio, lo scambio con Alessio Caroli, recupera palla però Angeletti per i propri colori. Tognacca, tripletta per lui, all'indietro per Angeletti. Lavagetti, palla persa da Sarzana che riparte Correggio, Matteo Olban, un miracolo, letteralmente un miracolo di Raffaello Ciuppi a negare la quarta rete ben orchestrata da Correggio nella circostanza. Aveva sviluppato un'ottima trama la formazione allenata da Edward Granell. Recupera palla, una palla vagante Tognacca. Applaudi su ai Granell, ha apprezzato l'impegno che sta mettendo in atto la formazione in completa tenuta bianca. Tognacca a tentare di premiare lo spunto di Angeletti. Dall'altra parte Emanuele Pedroni, la conclusione con la pettorina gli dice di no il portiere rossonero Raffaello Ciuppi, numero 44. Moriche, Tognacca, ancora il vertice basso, Lavagetti, questa volta il passaggio è per Ciuppi
che rinvia lungo con palla alta a sbrogliare la matassa e anzi a proporre una trama offensiva. Qui però c'è un retropassaggio che stava a essere per essere preda dell'autore della prima rete, vale a dire Gabbi, e Angeletti però che controlla ancora la sfera. C'è una deviazione del direttore di gara che ferma il gioco. Vediamo a chi assegna il possesso per Correggio, perché la palla ha toccato l'arbitro, e allora si riparte con Correggio in possesso. Sono trascorsi più di 5 minuti, abbiamo visto 3 reti. Correggio si è avvicinata pericolosamente e poi Tognac ha respinto. Qui c'è un palo, sfortunata Correggio. Qui una bella parata di Pedroni, il tiro precedente mi pareva fosse di Caroli. A contendersi il possesso Maricche e Pedroni, alla meglio il numero 5 rossonero, che è dotato di buona tecnica, stava eludendo il raddoppio avversario. Pedroni ora, capabile l'azione di Pedroni che entra in area, trova il guantone sinistro di Raffaello Ciuppi a negargli la gioia del possibile 5-4. Si avrebbe ancora una volta riaperto il match. Qui scintille tra Tognac e Pedroni, vediamo un po' cosa fa il signor Rago, se si limita a richiamarli o se applica una sanzione disciplinare. Sembra orientato a far giocare. Il direttore di gara. Si riparte. Maricche per Angeletti. Andreani che è entrato in pista intanto. Numero 46. La formazione rossonera allenata da Oscar Diana. Qui presente a Baldagno per questa edizione dei campionati nazionali Under 23. Andreani che va a sfidare il portiere Pedroni. Qui c'è un gran tiro di Pedroni che è sfortunato, ci sembra che sono già 2 pali che colpisce. Poi qui c'è un tiro impreciso, le maglie della difesa di Sarzana si stanno allentando, ne approfitta Correggio. Al tiro ripetutamente, sfortunata la formazione emiliana, appena ha colpito 2 pali negli ultimi minuti. Qui c'è un'ottima giocata di Maricche che cade, si rialza, riviene su di lui Alessio Caroli. Duello fisico tra i due, non ravvisa irregolarità il direttore di gara che fa giocare. Riparte Matteo Olban. E qui vediamo, qui viste un provvedimento disciplinare, il blu per Angeletti. È il fallo commesso ai danni di Emanuele Pedroni, lontano dalla palla. L'ha visto il direttore di gara. 2 minuti di penalità, tiro libero diretto per Correggio e 2 minuti di espulsione. Chiede l'intervento del servizio di pulizia per asciugare la pista il direttore di gara Alfonso Rago. Analoga richiesta viene formulata da Raffaello Ciuppi. Si provvede quindi all'asciugatura e poi ci sarà il tentativo di trasformazione. 12:55 al termine della partita, 5-3 per Sarzana. Correggio assolutamente in partita, ha iniziato bene la ripresa della formazione emiliana, che invece di deprimersi per la situazione di gol non gol capitata a fine primo tempo, ha iniziato a sprombattuto il secondo tempo. Ha realizzato un bel rigore con Pedroni, che ha sorpreso un grande portiere, quale si è rivelato sin qui Raffaello Ciuppi. E adesso l'opportunità di andare sul 5-4. Matteo Olban, la rete di Matteo Olban, bravissimo. 5-4. Le finte ripetute, la testa alta a guardare, a studiare il movimento del portiere, a cercare il pertugio trovato puntualmente. Doppietta per Matteo Olban, che assieme alle reti di Gabbi e Pedroni consentono alla formazione emiliana del BDL Minimotor Correggio di avvicinarsi, di rendere ancora più interessante questa partita. Qui c'è un tentativo di controllo di Tognac
Ti sembra che Sarzana sia calata fisicamente? Nel primo tempo Correggio aveva commesso qualche disattenzione difensiva di troppo che aveva consentito a Sarzana di allungare sul 4-1, con cui si era chiusa la prima frazione appunto, e poi qui nel secondo tempo ha alzato le cadenze la formazione emiliana, che qui adesso usufruisce di un fallo tecnico perché sono scaduti i secondi regolamentari per varcare la metà pista. Pronti a ripartire Castiglioni. È entrato Castiglioni nelle file del Correggio. Caroli all'indietro per Olban, autore della quarta rete emiliana, che si mette in proprio, viene fermato nei pressi dell'area di rigore. Andreani per Tognacca, la trottola di Tognacca a deludere l'intervento del difensore avversario, ma la palla poi è stata perduta dalla formazione ligure. E allora Pedroni, un'altra opportunità, si mette in proprio Pedroni, e qui ci vuole un gran riflesso di Raffaello Ciuppi che si sdraia sulla sua destra per eludere il tentativo di trasformazione di questo testa a testa del numero 7 emiliano. Ci stiamo divertendo. Quasi 9 minuti trascorsi dall'inizio della ripresa. Il rinvio lungo di Ciuppi, però è un regalo per Castiglioni che se ne va verso di lui, e poi allora Ciuppi deve sfoderare un grande intervento per negare la gioia della rete al numero 6 in maglia bianca. Ottima tecnica del 46 rossonero. Nel frattempo si trattava di Andreani, ma sarà possesso per la formazione in maglia bianca, mentre opera una sostituzione. Edoardo Granel mette dentro Gabbi, rientra Geletti che ha scontato la penalità, l'espulsione temporanea che ha consentito a Matteo Olban di far avvicinare il Correggio. Caroli, Castiglioni, se ne va Castiglioni, l'uno contro uno con Lavagetti. Angeletti perde palla, però fasi un po' confuse del match, le squadre forse stanno rifiatando, si sono impegnate, hanno profuso grandi energie sin qui, e comunque è il loro secondo incontro di giornata. Gabbi, Caroli, Manuele Pedroni, la conclusione, il guantone destro di Raffaello Ciuppi a sventare la minaccia. Dall'altra parte ancora una conclusione di Caroli, ancora il guanto destro di Raffaello Ciuppi, molto attento il portiere della formazione ligure. Il time out intanto l'ha chiamato Oscar Vianna, mancano meno di 10 minuti al termine di questa partita, l'ottava. Del programma di questa prima giornata delle finali nazionali Under 23 di hockey pista, stagione 2024-2025, qui in diretta dal Palalido di Valdagno, FIRS TV, la piattaforma digitale che assicura sul canale YouTube la visione di questo importante evento sportivo. La categoria regina dei campionati giovanili non fosse altro che perché chi vi gioca molto spesso milita nelle formazioni di Serie 1 o di Serie 2 del campionato nazionale di hockey pista. Sono pronte ormai le altre formazioni per la cerimonia di inaugurazione di questi campionati. Si riparte, Pedroni, la conclusione, la parata di Ciuppi, palla vagante, il più lesto è Angeletti che propone una nuova trama offensiva per i propri colori, ma Sarzana è abbastanza ripiegata all'indietro, non sta affondando in questo frangente di partita. Ancora Tognacca, il taglio di Angeletti
non viene premiato dal compagno, adesso sì, gli restituisce palla ancora Tognacca, che è forse il regista della formazione rossonera. Ligure, Mauriche dietro la porta, lo fonteggia Castiglioni, sul palo ad aspettarlo Federico Pedroni, il portiere di Correggio. Ancora Mauriche, cerca qualcosa a metà tra il tiro e l'assist sul secondo palo. Riparte invece Emanuele Pedroni, che non ci pensa su e colpisce, mi sembra sia il terzo legno il terzo palo, questa volta la traversa della sua prestazione. Sfortunato sicuramente il numero 7 di Correggio. Chiede distanza Tognacca, anzi Angeletti, all'indietro per Lavaggetti, la conclusione e la parata di Pedroni. Caroli che prova ad andarsene, vince il duello Lavaggetti e riparte, propone una nuova trama offensiva per i suoi, va a sfidare Gabbi, ha subito un colpo e a terra, non ferma il gioco il signor Rago. Castiglioni rientra adesso Lavaggetti, si è ricomposto il quartetto difensivo di Sarzana. Gabbi all'indietro per Castiglioni, si mette sul rovescio, il tiro non ha fortuna, riparte Correggio. A proposito di fortuna, non ne ha avuta molta Emanuele Pedroni, ottima la sua trasformazione nel rigore, ma collezione di pali e traverse sin qui per lui. Palla vagante, la prende Angeletti, riparte Tognacca, tripletta per lui e qui c'è il gol sfortunato, ma e anche bravo Angeletti, un po' sfortunata la difesa del portiere di Correggio. 6-4 Sarzana, che sta capitalizzando tutte le occasioni. 7-41, allunga ancora la formazione ligure, più 2. Vediamo se la regia di... Sì, qui c'è il gol di Angeletti, forse una piccola deviazione, comunque sul primo palo è stato colpito Angeletti, doppietta anche per lui quindi. Possesso per Sarzana con Tognacca, all'indietro per Mauriche, Angeletti, Tognacca e qui la conclusione di Angeletti, di Lavaggetti scusate, che non trova la porta, che viene rintuzzata dalla difesa di Correggio. Quindi le doppiette di, anzi la tripletta di Tognacca, la doppietta di Angeletti e il gol di Lavaggetti per le 6 reti di Sarzana per quanto riguarda Correggio. Gol 7-4, si iscrive al club dei marcatori di questa partita anche Mauriche, il numero 5. Quindi allunga Sarzana, qualche disattenzione difensiva di troppo, sta costando forse la partita alla formazione di Edoardo Granel, che ha segnato con Gabbi, Emanuele Pedroni nella doppietta di Matteo Olban, e qui Sarzana, la doppietta di Angeletti. Qui c'è un'altra opportunità, attenzione, Sarzana può dilagare, no, ma lì che non inquadra la porta. La tripletta di Tognacca, la doppietta di Angeletti, le reti di Mauriche e Lavaggetti per Sarzana. 7-4 per la formazione ligure, che affronta così gli ultimi 6 minuti di partita. Andreani ravvisa una irregolarità, però il direttore di gara concede il fallo tecnico in favore di Sarzana.
Castiglioni però recupera la palla vagante e quindi costruisce una nuova opportunità per i propri colori. Sotto di 3 Correggio, anche sfortunata, ha preso qualche pallo e qualche traversa di troppo la formazione allenata da Edoardo Granelli. Poi c'è quella situazione con la palla che secondo i giocatori di Correggio era entrata al termine del primo tempo. Non siamo riusciti a rivedere l'azione incriminata, ma tant'è. Torniamo in cronaca. Mariche che ha messo a segno il suo gol in questi campionati, il suo primo gol ci sembra. Angeletti, doppietta per lui. Lavagetti, primo gol messo a segno da Sarzana questa sera. Andreani a duellare con Castiglioni, a guadagnare un fallo ci sembra. No, l'ha commesso lui secondo Alfonso Rago, il direttore di gara. Siamo agli ultimi 5 giri di lancette di questa partita e poi sarà cerimonia di apertura dei campionati. Mariche, ancora Mariche all'infuori per il gol di Angeletti, tripletta anche per lui, 8-4, e qui Sarzana sicuramente mette una grossa ipoteca su questa partita. 3 gol a testa per Angeletti e Tognacca, Lavagetti e Mariche. Queste le reti messe a segno dal Sarzana, che ha approfittato di qualche meccanismo difensivo che non ha funzionato al meglio dalle fila di Correggio e che sta spiegando questo divario tra le due formazioni. Qui la regia di Flavio Zattera ci fornisce il dettaglio della rete messa a segno da Angeletti. Riparte Correggio, Caroli, il suo tiro sbatte contro i difensori rossoneri. Matteo Olban, che aveva trasformato magistralmente un tiro libero diretto e poi un'altra rete che aveva portato sotto Correggio fino al 4-3, e poi Sarzana ha allungato di nuovo. C'è stata la quarta rete appunto messa a segno da Matteo Olban, che ha magistralmente trasformato un tiro libero diretto, ma poi Sarzana ha allungato con le reti di Angeletti e di Manrique e si trova a più 4, 8-4 per la precisione. Quindi abbiamo visto 12 reti sin qui, abbiamo visto grande impegno da entrambe le formazioni. Qui c'è lo scatto di Andreani, buona questa trama, si cercano i giocatori di Oscar Vianna. Grande giocata qui di Gabbi, che è sfortunato perché trova un muro a sbarrargli la strada, vale a dire Raffaello Ciupi. La palla all'indietro, qui vediamo se il direttore di gara concede il rigore, tant'è, è così è così è. Vedremo se Pedroni si incaricherà di tentare la trasformazione. Ha trafitto in mezzo alle gambe nel primo tentativo il portiere Raffaello Ciupi, vedremo se concederà il bis. Lo facesse, almeno Correggio si avvicinerebbe a -3 e renderebbe sicuramente più interessanti questi ultimi 3 minuti e 20 che mancano alla fine della partita. La parata questa volta di Raffaello Ciupi, che si chiude in pantaglia, e qui il tentativo di alza schiaccia, niente da fare, c'è il guanto sinistro di Raffaello Ciupi, la palla vagante la prende Mariche, numero 5 rossonero, che si ferma, decide di ragionare, di congelare il possesso. È una scelta che ci sentiamo di condividere, perché Sarzana è avanti di più 4, 8-4, si avvicina quindi la prima vittoria di questo campionato, di questo girone di qualificazione dei campionati Under 23. Correggio rimarrebbe a quota 0 e quindi per potersi qualificare perlomeno ai quarti di finale Correggio deve assolutamente vincere i prossimi 2 confronti. Qui c'è un ottimo tentativo di beccare un compagno nella formazione ligure, qui un tentativo di alza e schiaccia velleitario di Matteo Olba, un po' di stanchezza e forse di quasi rassegnazione tra le file emiliane. Comunque ottimo l'impegno della formazione nata di Granelli, qui uno degli ultimi da rendersi è Matteo Olban. Gabbi, l'autore del primo gol, e qui il tiro di prima intenzione di Pedroni, che non ha inquadrato la porta.
Gabbi si mette in proprio, lo affronta Andreani, ringhia su di lui e gli porta via la palla. Siamo a meno di 2 minuti dal termine, quindi vicino il traguardo per Sarzana. Manrique scaglia i riflessi di Federico Pedroni che risponde presente. Dietro la porta Manrique, lo fronteggia Matteo Olban, dovrebbe accelerare le operazioni per cercare di recuperare palle in fretta e proporre una nuova trama offensiva per i propri colori. Sarzana a tenere palla, il raddoppio non fischia il signor Rago. Siamo nei pressi dell'ultimo minuto di gioco e poi sarà cerimonia di apertura dei campionati. Tognacca cade palla, se ne va. Siamo ormai a 50 secondi dal termine. Angeletti, tripletta per lui, Manrique un gol, poi anche la tripletta di Tognacca e il gol di Angeletti che aveva impattato, anzi di Lavagetti, che aveva impattato il punteggio. È andata avanti Correggio grazie alla rete messa a segno da Gabbi e poi c'è stato l'allungo di Sarzana che ha contenuto poi nel secondo tempo il tentativo di Correggio di avvicinarsi. Correggio era arrivata paurosamente sul 4-1. Attenzione Tognacca alla ricerca della quaterna e la trova. 9-4 a 11 secondi dal termine. 4 gol per Tognacca che orientano decisamente il match, che ormai è agli archivi, in favore della formazione rossonera, che trova quindi la formazione rossonera ligure i primi 3 punti del suo campionato Under 23 e vedremo domani nel prosieguo come si piazzerà al termine del girone di qualificazione. Sabato sarà il giorno importante a delineare le semifinaliste e poi anche le partecipanti alla Coppa FIRS, riservata praticamente a chi si piazza dal 7° al 10° posto. Ma intanto mandiamo in archivio questo incontro, perché è terminato per 9-4 in favore di Sarzana, che si era aggiudicata anche il primo tempo sul punteggio di 4-1. È tutto allora per il momento. Adesso è tempo di cerimonia di inaugurazione di questi campionati nazionali Under 23 edizione 2024-2025 qui dal Paralido di Valdagno. Per il momento Fausto Pozzan vi ringrazia per l'ascolto, anche a nome della regia di Filippo e Flavio Zattera, dell'operatore Roberto Bauce. Vi ringrazio anche a nome di Domenico Tomba, con cui ci siamo divisi microfono in questa prima giornata di commento dei campionati e che adesso presenterà la veste di gran cerimoniere questi campionati con il protocollo che prevede in particolare l'esecuzione dell'inno nazionale. È tutto per il momento da Fausto Pozzan, che vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domani per la prosecuzione per quanto mi riguarda di questi campionati, e invece a più tardi per il commento dell'ultima gara di giornata, la sfida tra Monza e Castiglione. Buona serata.